buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Reni Retro, questa volta, benvenuti, oggi è venerdì 23 febbraio 2024, un attimo solo. Devo un attimo finire di fare una cosa. Allora, ok. Vediamo subito. Ok. Dovremmo esserci. Perfetto. C'ho la cagnolina, oggi mi ha fatto iniziare tardi la live, perché sta un po' spaventato. Buongiorno Andrea, diamo subito il buongiorno a chi si collega al volo. Allora, oggi sono stato in edicola e ho preso altre riviste, ho preso un altro numero della collezione di Renatino Zero, non c'entra con questa live, che come avete visto è una live di Reni Retro, però tanto facciamo vedere, poi vedremo tutta insieme questa collezione 1001 di vinili di Renato Zero, ma non riguarda questo, è uscito, lo trovate anche alla discoteca laziale, lo trovate un po' dappertutto, l'imperfetto di Renato Zero, fascicolo con LP a 24,99, quindi 25 euro, singolo vinile, l'imperfetto. Bellissimo questo vinile, ma non dobbiamo parlare di questo. Allora, stanno uscendo diverse riviste di Sprea Edizioni, di Sprea Editori. Oggi ne ho presa addirittura due, mi aspettavo di trovarne tre, ma ne ho trovate due, vabbè, ho preso queste due. Allora, per quanto riguarda questa live, che ho circa una mezz'oretta, massimo proprio tre quarti d'ora, andando proprio veloce, lo so, è un bel CD pure, l'imperfetto, un bell'album. Allora, dobbiamo parlare di questo. C'ho il cagnolino qua, guardate il cagnolino mio, guardate come mi vuole bene. La mia cagnolina. Biro si chiama Biro. Mi sta attaccata, non si vuole levare. Guardatela. La mia bella cagnolina. Però oggi dovevo farla questa live perché sto troppo indietro. Allora, vuoi stare un po' tranquilla? Naso. Naso con la cagnolina, dai. Facciamo vedere un po' la mia cagnolina che mi fa sempre tanta compagnia. La mia bellissima cagnolina. Ciao Biro, stati giù. Ok, sta qui vicino a me. Allora, questa già l'abbiamo sfogliata insieme. La grande storia dei videogames. E questa già l'abbiamo sfogliata. Questa mi pare di ricordare che l'abbiamo anche già sfogliata. Gli indimenticabili videogiochi anni 80. Ma comunque oggi andremo a sfogliare questa rivista. La trovate adesso in edicola, i manuali da collezione di Retro Gamer, gli indimenticabili videogiochi degli anni 90. Ovviamente, come vediamo, c'è subito Mario, che secondo me la fa da protagonista in qualsiasi epoca. Poi c'è ovviamente Lara Croft di Tomb Raider. Adesso ce l'andiamo bella a sfogliare. Io non l'ho neanche aperta questa, come non ho aperto tutte quelle altre di cui dobbiamo fare ancora. Lo sfogliamo insieme. Salve Patrizia, benvenuta a questa nuova live di Reni Retro, dedicato ovviamente a retro gaming, retro computing e tutto ciò che è retro, che c'ha a che vedere con i videogiochi e i computer. Allora, qui c'è subito nella prima pagina un bel editoriale, vedete, guardate che bello, i colori e la carta sempre impeccabili, come Sprea ci ha ormai abituato. Ok, e questo è il sommario, ciò che contiene questa stupenda rivista
ripeto, la trovate adesso in edicola, e anche sul sito di Sprea Editori, basta che fate una ricerca su Google, ci scrivete gli indimenticabili videogiochi Sprea e trovate, mi pare, anche gli arretrati ancora, quindi non c'è problema. Questo è il sommario. Allora andiamo avanti. Beh, vediamo un po' i migliori giochi anni 90, dietro le quinte di Sonic the Hedgehog 2, top 25 giochi del Super Nintendo. Vabbè, poi c'è sta Nights into the Dreams, la storia di Street Fighter 2, Lemmings. Un attimo solo che mi hanno citofonato, un attimo solo, un attimo, levo l'audio. Scusate il bello della diretta, è arrivato un pacco, sono andato a prendere. Eravamo arrivati al sommario, vabbè, stavamo leggendo, ma io direi che qui parla del Game Boy, Nintendo 64, Mega Drive, Tomb Raider ovviamente, Super Castlevania 4, top 25 giochi della PlayStation 1, vabbè. Allora, i migliori giochi anni 90, migliori giochi anni 90. Bella questa immagine, bella, bello il font, bella la scritta, tutto, guarda, veramente queste riviste io le colleziono con gran piacere. Definire i sistemi. Allora, questa è una bellissima pagina. Allora, Game Boy, Mega Drive, la PlayStation, Super Nintendo e il Nintendo 64. Beh, che dire, queste macchine sono state iconiche anche loro, come macchine videoludiche, come console per videogiochi, hanno fatto la storia. Salve Michele, Michele Rizzardi, salve, salve. Andrea già l'abbiamo salutato, stavo vedendo se c'è qualcun altro connesso pure da Facebook. Allora, andiamo avanti. Oh, le pagine di questa rivista sono veramente, veramente interessantissime. Poi io ho letto qualcosa da quelle altre riviste, sono piene di contenuti, veramente piene di contenuti, oltre alle immagini, all'impaginazione, alla scelta dei font. Vedete che belli che sono i font che hanno scelto? Ovviamente font retro, che devono richiamare, diciamo, la vita, la nostra vita di quegli anni. Qui parliamo degli anni 90, quindi parliamo degli anni di Amiga, il Commodore 64 stava tramontando, l'Amiga, diciamo, già era conosciuta fino alla metà degli anni 90, ha avuto un grande successo l'Amiga con i suoi giochi che erano molto molto simili a quelli della sala giochi. Poi arrivò la PlayStation, quindi non ce ne fu niente per nessuno più. La Sony se ne uscì con questa console a CD, e niente, praticamente era troppo superiore all'Amiga, diciamo, come dal punto di vista videoludico, l'Amiga
diciamo tra un po' è quasi ancora utilizzata, se non fosse che per portare in alta definizione l'Amiga ce ne vuole, ma se no sarebbe ancora ampiamente usata per fare titolazioni o per fare diciamo grafica 3D eccetera, perché l'Amiga era un ottimo computer da lavoro, insomma. Io niente da dire per quanto riguarda la parte videoludica, però poi le console subito dopo la PlayStation, anche la Microsoft se ne uscì con la sua Xbox, e quindi grazie Andrea di essere passato, grazie mille, salutiamo Andrea. Tanto come ho detto questa live deve essere molto rapida, vi faccio vedere il contenuto della rivista molto rapidamente senza soffermarmici troppo, perché ho visto che i video troppo lunghi poi non vengono visti. Oh. Questa invece è una collana che sta uscendo, io non l'ho fatta perché sono talmente tanti numeri, ma talmente tanti numeri, che a parte che non c'ho posto dove mettere tutti questi libri. L'ho visto in edicola, ho avuto modo di sfogliarne un paio, sono fatti molto bene. Però ecco, a me per motivi anche di spazio, oltre che economici, non potevo collezionare tutti questi volumetti che trovate in edicola, e comunque sul sito di Sprea ci sono anche tutti gli arretrati. Quindi se volete iniziare adesso a fare questa collana, tranquillamente potete anche iniziare adesso e richiedete i numeri arretrati. Ok, già è uscito Super Mario, Zelda, Final Fantasy, Resident Evil, Tomb Raider, Sonic, Assassin's Creed, Street Fighter e Super Mario. Ma comunque ho visto la lista nel piano dell'opera, sono tantissimi numeri. Oh, top 25 giochi Nintendo. Adesso questi invece ce li andiamo un attimo a leggere. Anzi, io leggerei soltanto diciamo dal 10 al 2. Comunque vi faccio vedere le pagine. Opla. Niente. Zittiamo il telefono che ci dà soltanto che fastidio. Ok, ovviamente al primo posto vedete Super Mario World. Ok. Secondo posto The Legend of Zelda. Terzo posto Street Fighter 2 Turbo. Quarto posto Super Mario Kart. Quinto posto Super Metroid. E sesto posto Super Mario World 2. Andiamo avanti, va. Io le sfoglio facendo questo rumore perché sento se si sono incollate tra loro le pagine, per vedere se le pagine sono singole. Essendo che questa rivista viene sfogliata insieme a voi per la prima volta, allora vedo se si sono incollate tra loro delle pagine. Guardate, ma guardate che è veramente una bellissima rivista questa, e poi sono tante pagine, tante informazioni, e per chi ama ancora la carta è una soluzione. Mi sembra che sul sito di Spray Editori però c'è anche la versione PDF, la versione ovviamente a pagamento, ma la versione digitale, chiamiamola la versione liquida della rivista, quindi non più cartacea da collezione, quanto ci ho giocato sia a Street Fighter 2 che a Mortal Kombat. Veramente tanto ci abbiamo giocato, tutti quelli dell'epoca mia ci hanno perso parecchio tempo sui picchiaduro, chiamiamoli così, i picchiaduro con tutte le mosse segrete, diciamo gli attacchi segreti che si potevano fare sia a Mortal Kombat che su Street Fighter 2. Questo anche in sala giochi ha avuto un successo, questo gioco mondiale, è diventata una pietra miliare. Ciao Willy, benvenuto. Stiamo sfogliando questa rivista che ricalca un po' gli indimenticabili videogiochi degli anni 90, e ovviamente siamo arrivati a Street Fighter 2, parlavo anche di Mortal Kombat perché poi la guerra è un po' come tra FIFA e SWOS. SWOS e vabbè, l'altro gioco di calcio, ma non mi viene il nome. L'altra grande lotta era tra Street Fighter 2 e Mortal Kombat.
Swords non c'entra niente Radio Amiga, Sensible World of Soccer non c'entra niente né con FIFA né con quell'altro. Scrivetemi nella chat come si chiama l'altro gioco di calcio grande concorrente di FIFA, non me lo ricordo. E qua sono le migliori conversioni da coin up a console. Vediamo un po' se parla di Amiga, Atari ST, Mega Drive, Commodore 64. Faceva ridere Street Fighter 2 su Commodore 64, non si poteva vedere, su Amiga era uno spettacolo. Eccola qui la conversione su Amiga, ma su Commodore 64 veramente era invedibile, era meglio The Way of the Exploding Fist. Sarebbe questa qua per Commodore 64, questa invece era su Amiga. Mi ricordo che su Commodore 64 aveva fatto proprio schifo. È piena di bug, infatti, invece su Amiga era una cosa spettacolare. Veramente, veramente bello. Oh, mamma mia. La guida definitiva. Eccoli qua, i Lemmings. Questi erano i giochi di intelligenza. C'era anche Pushover 2. Ce n'erano tanti di intelligenza. Questo ebbe un discreto, se non un grande successo, quello dei Lemmings. Bisognava trovare il modo di salvare tutti i Lemmings ed era un cosiddetto puzzle game. Un puzzle game. Ok? Quindi i Lemmings hanno avuto un grandissimo successo come PES, esatto, grande Michele mi ha suggerito bene. PES, Pro Evolution Soccer, è diciamo quello che diciamo si batte il successo dei giochi di calcio con FIFA, anche se FIFA sembra non avere rivali assolutamente. Ve l'ho già fatta vedere questa pagina, andiamo avanti. Altre pagine. Questi sono sempre i Lemmings, sono sempre i quadri dei Lemmings. Me li ricordo perché io ci giocai su Amiga tanto, vedete. I Lemmings sono quei personaggini piccoli che vedete qui e voi dovete riuscire a salvarli tutti o il maggior numero possibile, ovviamente, senz'altro più della metà per poter passare il livello. E qui ci sono anche tutte diciamo le soluzioni, i consigli di come si possono risolvere alcuni livelli, guardate. Oh, top 25 giochi del Game Boy. Il Game Boy qui come vedete aveva il monitor che non si definisce a fosfori verdi, era bianco e nero con lo sfondo verde, cioè era un monitor invece che essere bianco e nero, quindi con lo sfondo nero le scritte bianche, o a fosfori verdi con lo sfondo nero le scritte verdi. In questo caso era sfondo verde con diciamo le scritte, i disegni, i spray, quello che volete, scritti in nero. Quindi sempre monocromatico, però sul verde. Ok? Golf pure addirittura. Guardate, questi sono altri giochi, sempre il Game Boy. Guardate. Double Dragon, mamma mia, un altro gioco di botte. Ovviamente c'è Tetris al primo posto. Allora, Tetris è un'altra pietra miliare nell'ambiente videoludico. Un altro, chiamiamolo puzzle game, anche se non è un puzzle game, perché i puzzle game ci sono vari livelli. Tetris è tutto uguale, non è che si passa di livello e bisogna incastrare ovviamente le varie forme tra loro in modo da formare righe tutte piene di tasselli, in modo che poi la riga scompare e quindi si abbassa tutto il muro che si viene a formare e bisogna resistere, fare più punti possibile e resistere il più a lungo possibile. Ci sono stati campionati mondiali, ci sono stati campionati nazionali di Tetris, campionati regionali. Guardate che Tetris è diventato
Zolex Design. Ci siamo dopo tutta la notte in bianco. Che è successo? Una notte in bianco di Zolex. Comunque, ecco Tetris che la fa da padrone, ovviamente, sul mitico Game Boy. Ovviamente Game Boy monocrome. Game Boy non a fosfori verdi, ma diciamo a sfondo verde con scritte blu. Oh! E qui diamo il benvenuto ad un'eroina, Tomb Raider, Lara Croft, che poi diventerà anche diciamo una serie di film, una serie di film presi appunto dal videogioco. Quindi quando dai videogiochi poi vengono fatti anche i film, ricorderemo anche Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Quindi guardate che spesso e volentieri si parte da un videogioco e poi viene fatto anche il film. Anche di Mortal Kombat mi ricordo che fecero un bel film, Mortal Kombat, e niente, praticamente, anzi mi pare che The Street Fighter ne fecero pure due. Quindi partendo da un videogioco che ha avuto grande successo facciamo anche il film, mentre poi sono stati fatti, vabbè, oh, vedi che c'è qua, chi se lo scorda questo? I giochi di moto che diciamo in sala giochi c'era proprio la moto che uno doveva guidare con davanti dei monitor molto molto belli, molto grandi, con una grafica molto accattivante, molto, molto curata, anche se per l'epoca, ovviamente parliamo degli anni 90, quindi parliamo di una grafica non Full HD, Ultra HD, 4K, 8K, assolutamente no, però per l'epoca diciamo erano molto molto curate le grafiche dei giochi tipo questi di moto, come Afterburner pure, ci davano parecchia cura, ok? Guardate che belli. Almeno ci si provava a fare le cose fatte bene con quell'hardware che ci metteva a disposizione, diciamo, la tecnologia degli anni 90, veniva spremuto al massimo l'hardware, e quindi si riusciva ad ottenere dei risultati anche molto molto buoni. Diciamo che molti di questi videogiochi si sono ben pagati lo studio che c'è dietro, anche perché se non fossimo partiti da lì non saremmo mai arrivati ai videogiochi che abbiamo oggi. Quindi noi ricordiamoci che dobbiamo sempre ringraziare un oscilloscopio con il pallino che si muoveva sullo schermo tondo, perché è proprio da lì che sono nati i videogiochi. Qui si parla di Mega Drive e dei 25 migliori giochi che sono usciti per questa console della Sega, il Sega Mega Drive, Strider, Flashback uscì anche su Amiga, questo merita un attimino, Flashback veramente bello Flashback. Poi Street of Rage 2 molto molto bello, Sonic 3 The Hedgehog, Sonic la fa da padrone, dove su Amiga, non avendo la licenza per fare il porting di Sonic, hanno fatto Zool, ok? E quindi al primo posto Street of Rage 2. Allora andiamo, la creazione di Ridge Racer, e qui si parla invece di simulatori di corse di macchine, diciamo così. Su Amiga mi ricordo, a me piaceva tanto Test Drive 2 The Duel, bellissimi, anche senza nulla togliere a tutti gli altri diciamo simulatori di corse di macchine anche in pista. Vedete, questa non è una simulazione di Formula 1. Ok, andiamo avanti. Io vado veloce perché il tempo scorre velocissimo e volevo farvi vedere appunto tutta la rivista nel tempo che ho a disposizione. Top 25 giochi per il Nintendo 64.
ho il Nintendo 64, una delle primissime console ad avere 4 porte joystick e quindi la possibilità di giocare in 4 contemporaneamente di default, senza mettere marchi ingegni, sdoppiatori eccetera, che invece necessitavano su altre console. Questa usciva nativamente a 4 giocatori. Non dimentichiamo mai che la pubblicità di questa console by Marco Valleggi MVV Blog, andate a cercare Marco Valleggi MVV Blog su YouTube, cercate Nintendo 64 all'interno del suo canale. Lui ha fatto un video dove fa vedere come negli anni 90 è riuscito a fare la pubblicità di questa console, partendo da dei computer originali di quegli anni, mettendoli in rete con delle schede di rete ISA. Ha fatto una rete coassiale, quindi con i terminatori dietro. Non vi sto a spiegare che cos'è una rete coassiale, ma che diciamo è una rete che necessita di terminatori, perché deve essere una rete ad anello, quindi deve essere chiusa. Laddove non si può chiudere servono dei terminatori, che sono delle semplici resistenze, però vanno messe con degli adattatori AT dietro le schede di rete. Quindi non era una, diciamo, una rete Ethernet con i classici cavi Ethernet che conosciamo tutti quanti, con la presa RJ, ma RJ45 in particolar modo, ma era una rete fatta con un cavo coassiale a 2 poli, ok? Ed era una rete che andava massimo a 10 megabit, più di quello non si poteva andare sul coassiale. Comunque è ottimo Marco Valleggi, andatelo a cercare, MVV Blog, e andatevi a vedere il suo video dove ha fatto vedere come ha realizzato la pubblicità del Nintendo 64, primo senza rivali Super Mario 64, tutto 3D su Nintendo 64. Andiamo avanti, Desert Strike, ed ecco un altro, diciamo, non lo voglio dire come simulatore perché diciamo è più un gioco di elicotteri in guerra, quindi non è un simulatore di elicottero che vi insegna come guidare gli elicotteri, ma è voi guidate l'elicottero però in guerra diciamo. E quindi era questo anche molto bello, molto curato nella grafica. Questo gioco me lo ricordo molto bene, bello dal punto di vista pure dell'azione. Era un bellissimo gioco questo Desert Strike, bello. Vediamo un po' se parlano anche qui delle... no, qui finisce. Andiamo su... ah sì, ci stanno le conversioni, ecco, per Amiga. Vedete, era uscito anche per Amiga, eccolo, se riesce a mettere a fuoco. Non riesce, peccato, eccolo, Amiga 1993, vedete, pure per Atari Lynx uscì, vedete, Super NES, Game Gear, bello, un bellissimo gioco anche questo, Andiamo avanti, Super Castlevania 4, vedete, tutto un articolo dedicato a Super Castlevania 4. Ecco i cattivi di Super Castlevania 4. Questo non me lo ricordo tanto, ci giocai poco, infatti me lo ricordo proprio poco. Infatti voglio andarmi a leggere soprattutto anche questo articolo, perché mi interessano quelli che non ricordo tanto bene di giochi. NBA Jam, ovviamente non poteva non esserci un gioco di basket, NBA Jam, bellissimo anche questo, ma ce ne furono tanti di simulatori di basket molto belli, guardate, NBA Jam, cerchiamo di tenerlo fermo, NBA Jam, ok, ed ecco dopo Street Fighter 2, Mortal Kombat, in questo caso 2. Guardate tutti gli avversari, cioè tutti i personaggi di Mortal Kombat 2, perché rispetto all'1 ne vennero aggiunti parecchi, vedete?
un bellissimo articolo dedicato al picchiaduro per eccellenza, Mortal Kombat 2. Ok, guardate che bello che è questo articolo, pieno come sempre di informazioni, conversioni cazzute. Allora andiamo a vedere quello di Amiga, va, che a me, come sapete, cercatemi pure su Amiga Ida, su Telegram. Amiga 1995, eccolo qui, Amiga. Mettimi a fuoco. Opla. Eccolo qua, la versione Amiga, e si adatta bene ai controlli a un solo tasto. Ok. Poi ovviamente su Amiga venne recensito anche su The Games Machine, un'altra rivista che ancora esce, The Games Machine. Eccolo qua, un altro personaggio dei videogiochi. Io questo non me lo ricordo, mi sa che questo già si parla secondo me di PlayStation qua, Io ce l'ho la PlayStation 1, però non, diciamo, ma questo non mi sovviene proprio, ragazzi, ammetto la mia ignoranza, andrò a leggere tutto l'articolo per documentarmi, perché questo non me lo ricordo, questo assolutamente non mi dice nulla. Eccoci qua, dai che siamo arrivati alla fine. Ecco, infatti si parlava di PlayStation, eccoli qua, 25 giochi per PlayStation, eccoli qua. Allora andiamo a vedere, al primo posto Resident Evil 2, vabbè, è ovvio, certo che però diventavano molto crudi, molto violenti. Resident Evil era, cioè, non era, secondo me non era neanche per tutti quanti, perché i bambini potevano giocare tranquillamente a Crash Bandicoot o a giochi simili, a Spyro the Dragon, ma di certo non gli facevi giocare a Resident Evil, qui schizzava sangue da tutte le parti. Ok? Ed ecco le ultime due pagine, poi vi farò vedere la quarta di copertina. Queste sono le ultime due pagine di questa rivista ed ecco la quarta di copertina. Allora andiamo a vedere se c'è in programma un'altra uscita, non ne parla, almeno qua di solito loro qui sotto scrivono quando uscirà il prossimo, qua scrivono quando uscirà il prossimo numero, ma invece non c'è scritto nulla. Vabbè, comunque vi faccio rivedere il sommario, eccolo, in modo che potete vedere se ciò che c'è in questa rivista vi interessa, potete andare tranquillamente in edicola a comprarla. Vi lascio anche, ecco, un ingrandimento del codice a barre con il prezzo, costa 12,90, Anime Cult Retro Gamer numero 005, marzo-aprile, vedete? Anime Cult Retro Gamer, ok? E questo è il codice a barre, ok? Approfittiamo della nostra telecamera che riesce a fare anche le macro, e quindi vi ho fatto vedere, guardate quanto è piccolo questo codice a barre, ve l'ho ingrandito, diciamo, a tutto schermo. Se lo vedete su un TV da 40 pollici ovviamente diventa gigante questo codice a barre. Ok, quindi la rivista è questa, gli indimenticabili videogiochi degli anni 90. Mi piacerebbe che mettesse a fuoco però, e mi mantiene il fuoco, vedete? Quindi la rivista è questa, gli indimenticabili videogiochi degli anni 90. Allora, prossimamente ci andremo a vedere anche questa, Anime Cult, l'ultimo numero, Capitan Harlock, e poi abbiamo sempre da fare delle cose indietro. Tra l'altro vi voglio far vedere anche questo, poi con calma, me l'ha portato mia figlia
a Dublino. Ok, va bene, andate come sempre, sarò molto breve, andate come sempre a visitare i miei siti, li conoscete, trovate i link qui sotto. Il principale è www.classe74.it. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti: Willy, Michele, Zolek Design, Andrea, Patrizia, tutti quelli che sono intervenuti in live. Grazie mille di essere stati qui con me questa mezz'oretta che abbiamo dedicato ai retro games e a questa rivista di Sprea Edizioni. Vi ricordo che la trovate in edicola, la trovate anche sul sito di Sprea, spesso anche io l'ho visto, Sprea distribuisce anche nei negozi di Mondadori Store che aderiscono appunto alla loro distribuzione. Li trovate tutti quanti insieme ad Anime Cult, tutti i numeri. Io a diversi Mondadori Store ho visto che vendevano, oltre ai fumetti di Sprea Editori, Sprea Comics, anche queste riviste. Detto questo, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. A Roma è una giornata uggiosa, piove, pioviccica, nuvoloso, è molto buio, infatti ho dovuto accendere tutte le luci per fare la live. Comunque, grazie a tutti di essere stati qui con me, vi lascio con la sigla che non so quale viene, vediamo un po' che sigla c'ho perché non mi ricordo. No, questa non va bene, questa è Reni J. Non ce l'ho la sigla, lasciamo Reni Toons, va. Tanto c'ha a che vedere sempre pure con i cartoni animati tutta sta roba, ok. Lasciamo la sigla di Reni Toons, va. Purtroppo non ce l'ho la sigla. Ok, grazie, devo fare questa sigla di Reni Retro da tanto tempo, non trovo mai il tempo, è tempo in memoria, devo fare la sigla di chiusura di Reni Retro. Ciao a tutti da Reni Retro, grazie, ciao, ciao a tutti, ciao.